Ed eccoci qui per un nuovo Wikiblog. Allora, volevo farvi vedere, ieri ho fatto una spesa alla Famila, non ve l'ho fatta vedere perché avevo un video in caricamento e non potevo scaricare la videocamera dalle clip precedenti. Per cui ho preso un po' le solite cose, ma di novità ho preso della Sogni d'Oro, orti e frutta, arancia, carota e ananas, frutta e verdura in infusione di gusto e benessere, e sono in bustine così, non so se voi l'abbiate già preso, io l'ho preso per la prima volta. C'era questo e un altro gusto che adesso non mi ricordo il tipo. Comunque l'infuso tè che ne esce è di questo colore e vi devo dire che è anche buono, piacevole al gusto, per cui ho intenzione, se trovo anche altri gusti, provo un attimino a curiosare meglio. Vi devo dire che niente male questa scoperta. Poi un'altra novità che ho preso è questo. Questa torta salata. Allora, questa torta salata è la torta salata mediterranea, l'ho presa per oggi a mezzogiorno. Io basta, adesso non so se si noti cosa c'è all'interno, c'è prosciutto, pomodoro, ci dovrebbero essere i carciofini, i funghi e le olive. Ieri avevo trovato anche, che come vedete qui ne manca un pezzetto che l'ho assaggiato, ho trovato anche dei funghi, buona, per cui il pranzo di oggi mezzogiorno sarà con questa e questo qui che sarebbe gorgonzola, strisce di gorgonzola, strisce di mascarpone.
qui dai supermercati Cadoro a fare una piccolissima spesa. Oggi sarebbe martedì e ieri giornata di scartoffie, nel senso che sono andata a preparare per fare la denuncia di redditi, perché visto che mi prendo qualcosa a fare i video li devo dichiarare, perché sapete ne prendo così tanti. Beh, insomma, lasciamo perdere. E bene, adesso vado a farmi un po' di spesuccia mini, penso di farla mini. Spesa fatta, adesso vado in quella pasticceria lì a prendere un po' di pastine. Prima di svuotarvi la micro spesa che mi sono fatta, vi faccio vedere le 4 pastine e ho preso anche quest'uovo, spero che lo inquadri, che è fatto così. Adesso non so quando se lo aprirò, verso Pasqua o cosa, beh comunque intanto l'ho preso, non so neanche se c'è la data, sì, qui sotto ci sono le indicazioni, eventualmente la data di scadenza per sapere quando aprirlo, comunque è fatto così. E per quanto riguarda qui la spesuccia, ho preso la cena per questa sera, mi sono preso questi bigoli al torcio con il ragù già pronto, e questa in teoria dovrebbe essere la cena e anche mezzo pranzo di domani a mezzogiorno, perché mi dà l'impressione, visto che sono 300 grammi, non so se vadano finiti tutti o cosa. Ho preso delle fragole, l'insalatina, l'attuino. Poi, visto che ho pensato che forse mi avanzava della pasta per domani a mezzogiorno, ho preso questi 2 pomodori ripieni così per aggiungerceli eventualmente se mi rimane pasta, se no li mangio lo stesso, li mangio con la verdura. Questo è lo scontrino, non ho speso molto mi sembra, infatti ho speso 27,61 €. Poi qui dentro c'è i ravioli, le arance, una confezione di Limi, la Pepsi Lime della Max, una confezione di Coca, quella al limone, una confezione di zucchero, e ero incuriosita da questa marmellata, della Rigoni Asiago, fior di frutta, sambuco e fiori di sambuco. Mi ha incuriosito, stavo guardando le marmellate se vedevo qualcosa di particolare e mi ha incuriosita questa e ho preso questa. Forse se vado all'ipermercato c'è più scelta, perché sì, ne avevano, però pensavo che ci fosse anche più scelta. Comunque intanto ho preso questa ed ecco la mia spesuccia. Ieri vi avevo detto che volevo fare un giro all'ipermercato per vedere, mi sembra di avervelo detto, per vedere se trovavo altre marmellate un po' particolari o della Rigoni Asiago o di altro marchio, perché infatti ho preso una marmellata particolare di un altro marchio, perché dalla Rigoni Asiago c'erano le solite. Ok, io adesso vi faccio vedere quello che ho preso all'ipermercato. Allora, la verdurina, questa qui, la focaccina, questa qui, prosciutto e formaggio, delle colombelle, questa volta ho preso quelle alle mandorle, c'erano o al cioccolato, mandorla e agli agrumi. Agli agrumi li ho già assaggiate, per cui ho preso quelle alle mandorle. Balsamo per capelli, questo qui della Garnier, l'ultra dolce, sempre della Garnier se non sbaglio, il Fructix, l'Hydra Ricci. Qui c'ho lo scontrino che in totale ho speso 52,91 €, il prosciutto, la soppressata,
Qui ci sono ho preso del sushi per oggi a mezzogiorno, per cui queste te le danno gratis, diciamo, sul banchetto del sushi, ne prendi quanto ne vuoi. Ho preso una cosa nuova, i mochi al cioccolato, c'erano al mango o al cioccolato, ho preso questi al cioccolato, mai assaggiati, per cui vedremo se mi piacciono. Ho preso questo sushi qui perché mi piace il discorso del roll, della cipolla fritta sopra. Come te, ecco qui invece ho trovato delle particolarità. Allora, degli orti sogni d'oro, orti e frutti, ho ripreso l'arancia, carota e ananas, che è quello che sto già utilizzando. Di nuovo ho preso mela, carota e zenzero, e ne ho preso un altro che è mandarino e arancia. Per cui queste sì sono novità che ho preso. Per quanto riguarda cioccolata, ho preso gli ovetti della Novi fondente, gli ovetti della Zaini con granella di nocciola e gli ovetti della Ferrero Collection, perché qui dentro c'è un mix di vari gusti. Deodorante della Sauber. E questa è la marmellata che vi dicevo che io non ho mai assaggiato, ananas di stagione, mai assaggiato una marmellata all'ananas, speriamo che sia buona. Più 2 ammorbidenti della Tesori d'Oriente, uno alla Maman e uno dovrebbe essere alla aromatherapy, qualcosa del genere. Ho preso questo qui a mamma le paciuli. Ecco qui il resto della spesa per trovare cose nuove. Di nuovo sto scoprendo questi infusi tè della Sogno d'Oro e ho provato quella marmellata all'ananas. Sto preparando la cena per questa sera, per cui qui filetto cotto così. È un filetto preso in macelleria già condito, basta solo cucinarlo. Questo è un pomodoro avanzato di quelli ripieni. Di qua sto preparandomi per fare le patatine fritte. Io uso queste e ho messo l'olio, ho messo l'olio, ho acceso il gas, ho messo una patata, perché qua, come in questo caso che inizia a frigolare, ci aggiungo le altre patate. Intanto vi dico che sto aspettando il pomeriggio per tagliarmi le unghie. Finalmente questo pomeriggio alle 3:15 c'ho l'appuntamento per rifarmi e tagliarmi le unghie, che le accorcio sicuramente. Però nel frattempo ho fatto un giro al mercato agricolo e ho preso un paio di cosette. Ho preso gli asparagi che li cucino a vapore e questa sera asparagi e uova, un radicchio variegato, le rosoline e i carletti. Adesso ho imparato i nomi di queste nuove erbette, rosoline e carletti. Belle, le rosoline le mangio come verdura cotta, ho intenzione di aromatizzarle con una salsiccia dopo averle sbollentate, mentre i carletti potrei fare un risotto per domani sera. Pronta per andarmi a fare le unghiette. Penso che si noti la ricrescita che c'è. C'hanno 1 mese ed 1 giorno ed è ora di rifarle per questa volta, perché stavo quasi pensando di prendere una pausa da qualsiasi smalto nel periodo estivo, perché sennò nel periodo estivo sarei costretta a fare sia piedi che mani portando i sandali, per cui sto quasi rimuginando dopo questa parentesi in cui sto provando questi smaltini, di fare una pausa nel periodo estivo. Comunque, io oggi a mezzogiorno ho già cotto gli asparagi che vi ho fatto vedere, li ho già preparati cotti, così questa sera basta solo che accenda le pentole per scaldarli. Ho cotto anche
le rosoline già cotte, mentre ho messo in frigo i carletti, se mi ricordo i nomi di quello che vi ho detto, perché quelli volevo fare domani sera il risottino, per cui come cibo mi sto un po' organizzando così. Ok, aspetto che sia il mio orario dell'appuntamento, perché sono un po' 10 minuti in anticipo, per cui aspetto un attimino qui in auto e poi andiamo a fare e a tagliare soprattutto le unghiette. Vi faccio vedere le unghie. Ho fatto i fiorellini, non ho più fatto la French, ho fatto i fiorellini messi così, pollice e questi due dite, fatti così praticamente, molto carini. Questa volta però il top coat messo sopra, mi sono messa quello normale, non quello con i brillantini come l'altra volta, per cui questo nude con i fiorellini, diciamo, per passare la Pasqua con queste, Pasqua a inizio primavera con queste unghiette. E dopo le unghie sono passata in questa pasticceria, non mi sono presa né caffè né niente, però mi sono presa la colomba farcita. È da congelatore, per cui non so se riesco a mangiarla questa sera, perché la ragazza della pasticceria perché adesso sono le 17:20 del pomeriggio, per cui mi ha detto che se la lascio fuori dal frigo dovrei riuscire a mangiarla anche questa sera. Comunque ho preso questa perché sono riuscita a trovarla piccola, se no c'era più grande. Io ho preso quella piccola perché mi basta giusto per fare un assaggio di qualcosa di diverso dal solito. Ed ecco qui la mia colombella farcita. Cena pronta, come vi dicevo, ho fatto gli asparagi con le uova sode, mentre di qua ho assaggiato qui ho tagliato proprio una puntina qui giusto per vedere la colomba come è farcita al suo interno, ed è farcita in questo modo. Qui il pezzo che manca l'ho assaggiato e vi devo dire che è anche buona. Sto preparando il pranzo per un mezzogiorno e dal congelatore ho tirato fuori questa zuppa di funghi con porcini che pronta in 5 minuti e si è scongelata e si sta preparando. Però volevo farvi vedere che di qua sto preparando i carletti per fare il risotto questa sera. La curiosità che volevo farvi vedere è che adesso vedete la pentola quasi piena, poi quando sono cotti vi faccio vedere quanti sono rimasti, giusto per farvi capire che calano veramente molto. Ed eccomi qui con i carletti che stanno ancora bollendo, però in 5 minuti sono già calati di questa quantità, per cui quando li acquisto ne prendo sempre 2 mazzetti, perché altrimenti un mazzetto solo mi sembra che non ci sia la quantità giusta per fare un risotto per 2 persone. Sto preparando il condimento per il risotto. Come vi avevo fatto vedere, sotto ci sono i carletti. Per dare un po' di gusto al tutto senza aggiungere troppo dado, ci aggiungo un po' di salsiccia e mezzo dado. Pensavo di fare così. La salsiccia adesso l'ho appena sbriciolata e aspetto che si cucini prima di aggiungere il riso. Su questa pentola volevo sbriciolare un'altra salsiccia per poi aggiungerci le rosoline. Queste sono le rosoline sbollentate, e per dare un po' di gusto anche qui al tutto le faccio con la salsiccia anche queste. Oggi siamo diretti a Bodega Sant'Urbana, che c'è una fiera e dovremo mangiare anche lì.
che era domenica, volevo chiarirvi il perché che in questo video ho inserito 2 domeniche di fila. Io adesso non so se lo concludo questa sera e domani mattina lo edito, oppure lo edito mercoledì, perché domenica sarebbe Pasqua. Io non vi ho detto niente, un po' per la situazione, e però ho prenotato per passare 2 giorni via, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Allora, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, facciamo tutto, e io domenica e lunedì sarei in Piemonte, per cui avevo deciso che ho pensato di questo vlog di tirarlo più lungo, in modo che lo carico sempre per il venerdì di questa settimana, e per venerdì della prossima settimana caricare quello che riesco a registrare di questo giretto in Piemonte. Questo sarebbe l'idea. Dopo volevo anche dirvi che lunedì di Pasquetta non ci sarà nessun video, perché è festa. Di solito lunedì e mercoledì e venerdì carico video, però ho deciso che lunedì di Pasquetta di evitare di caricare video, perché come me penso che molte altre persone abbiano deciso di andare via, di fare qualche giro, visto che dopo 2 anni adesso si può uscire un po' più liberamente, tra virgolette, e ho deciso di lasciarlo senza nessun video, perché altrimenti dovrei portarmi via il computer, riuscire a fare gli ultimi accorgimenti del video prima che vada pubblicato, per cui ho evitato, anche per stare più tranquilla io, perché volevo prendermi 2 giorni di ferie, perché voi non lo sapete, però io quando pubblico un video, anche se l'ho registrato un mese prima, quando lo pubblico ho degli ultimi accorgimenti da fare che li faccio in giornata prima che si pubblichi il video, per cui visto che il lunedì comunque sono via, ho deciso di lasciar perdere il video di lunedì di Pasquetta. Penso che il 25 di aprile, che è sempre di lunedì se non sbaglio a ricordare, che è sempre un giorno di festa, lì di riuscire a pubblicare lo stesso qualcosa, per il discorso che non ho prenotato di andare chissà dove per il momento, anche se mi frulla la testa di fare qualcosa. Ma comunque quel lunedì in teoria per ora è predisposto un video. Lo pubblico sempre se nella giornata ci sono e ho modo di fare gli ultimi accorgimenti prima di pubblicare il video. Questi sarebbero i programmi. Ok, io adesso sono qui, oggi è, come vi dicevo, è lunedì, la giornata di ieri vi ho fatto vedere anche che ho fatto super acquisti a questa fiera, e allora volevo dirvi che adesso devo andare dal tabacchino a fare una ricarica della saponetta per internet. Poi volevo fare un giro da Cadoro, perché nella lista c'ho scritto grana e brodo. Anche se le giornate iniziano ad essere un po' più caldine, per il momento a mezzogiorno, se non c'è la zuppetta, il brodino va mangiato, per cui volevo farmi un giro ed acquistarne 1 o 2 barattoli. E poi un'altra cosa che mi manca sono le patatine fritte, però devo tenere conto che quando prendo le patatine fritte devo subito andare a rimetterle in congelatore, per cui stavo quasi pensando che le patatine fritte prenderle, cioè ho 2 possibilità: o andare da Cadoro a farmi la spesa più tardi, in modo che siano già le 4, per farvi un'idea, perché adesso sono le 3 del pomeriggio, in modo che dopo la spesa metto subito in congelatore quello che prendo, perché stavo quasi pensando di andare da Frescovario, che è quel negozietto che vendono tutti i prodotti surgelati, però mi scoccia andarci solo per le patatine, visto che non devo prendere nessun altro prodotto, e spero che anche le patatine, perché quelle che ho aperto le ho prese da Frescovario e sono buone. Da Cadoro non ho memoria di aver preso
periodo ravvicinato delle patatine fritte, per cui, ma comunque penso che nel reparto congelatore le tengano, per cui stavo quasi quasi pensando di fare un'unica spesa da Cadoro, e però di andarci un po' più tardi, perché altrimenti dovrei già tornare per mettere i prodotti in congelatore. Adesso vedo cosa combino. Ok, adesso prima tappa, vado dal tabacchino a fare la ricarica. Lì c'è la spesa che mi sono fatta, che poi vi faccio vedere. Qui c'è il macello di lavatrici fatte, perché mi sono preparata un po' di cose che... Allora, diciamo che camicie già stirate ce ne sono, che io avevo pensato di mettere in valigia e un cambio completo e di partire con altri capi. Per cui mi servono sempre 2 camicie, 2 maglioni e 2 paia di pantaloni. Questa è l'idea tra domenica e lunedì. Per cui qui ho lavato i pantaloni, perché anche questi qui neri li ho portati ieri e li ho trovati comodi, per cui stavo pensando di portarmeli via quelli e questi che ho su adesso, per cui avanti sabato pensavo di darci un giro, di lavare anche questi, in modo da essere più comoda. Poi qui ho preparato lavato dei maglioncini, che adesso vedo quali portarmi via, perché ne avrei scelti altri 2 che sono di sopra nell'armadio. Però comunque ho tentato di lavare un po' di cose, per cui anche se sono 2 giorni c'è sempre quella notte di mezzo che bisogna sempre portarsi via tutto il necessario. Non sono le quantità come fossero 3, 4, 5 giorni o più, però il necessario per una notte e per il giorno dopo è sempre necessario. Di là ho altre cose da lavare, come vedete qui per terra, perché di solito io di lunedì lavo i capi da lavoro, però questa mattina ho deciso di lavare questo, sperando, pregando che avanti domani mattina qualcosa sia asciutto da poter fare posto ai capi da lavoro. Ok, vi faccio vedere la spesa che ho fatto. Ho speso 49,30 euro. Allora, ho preso una Coca-Cola, questa qui con il limone, una bottiglietta d'olio. Ieri quando eravamo alla fiera c'era dell'olio, gli ho anche chiesto a Davide, ne prendiamo una bottiglia? Ah no, lascia perdere. Però mi sono accorta che in dispensa ce n'è una sola, per cui sono stata costretta a prenderla al supermercato. Poi qui ho preso le uova, le zuppette, che anche se inizia a fare caldo, che ne ho prese 2, una alla toscana e una zuppa odoro e farro, perché anche se comincia a fare caldo sono quelle da una porzione, per cui faccio mezza zuppa e mezza verdura. Ma vi stavo dicendo che se anche inizia a fare caldo non le scaldo completamente, le tengo tiepide, vengono mangiate lo stesso. Come vi dicevo, ho preso il brodo, uno e ne 2. Allora, il mio brodo di manzo e il mio brodo di verdure per questa sera. Ieri quando vi ho fatto vedere gli acquisti più o meno che ho fatto, c'era della porchetta e della soppressata che ho intenzione di mangiare questa sera, per cui ho preso questi piselli e anche le cipolline, giusto per aggiungere un po' di verdura e mangiare quello che abbiamo preso ieri. Qui ci sono 3 arance, che ormai al supermercato inizia ad essere un po' scarsetti gli agrumi. Comunque intanto ne ho prese 3. Ho preso questa scatolina di biscotti, mi ha ispirata l'idea del salato al caramello con cioccolata, per cui li ho presi. Come vi dicevo, c'era il discorso delle patatine, per cui ho preso del marchio Consiglio queste patatine al forno, del marchio McKay Free Trip queste patatine, e ho aggiunto anche queste mozzarelle impanate. Questi sono i prodotti da congelatore che ho preso al supermercato. Per finire ho preso l'accendifuoco,
una bottiglietta di Pepsi, il grana, che mi mancava anche quello, che non mi faccio problemi a lasciare prodotti in frigo, perché parto una mattina e la sera del giorno dopo sono già di ritorno, per cui anche se ci sono prodotti in frigo non mi fa problemi, specialmente questi confezionati. Ok, guardo di non avere troppa verdura, perché 2 giorni che non la si mangia non so se resista, però come questi prodotti così confezionati li prendo, e una confezione di Limi, e questa sarebbe tutta la spesa.